Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Era da un po' che purtroppo non ero nella condizione di fare la diretta. Si è trattato di un periodo di consulti fuori sede, quindi non ero proprio disponibile fisicamente e spesso anche chi mi ha contattato al telefono, appunto, ha dovuto aspettare un po' per potermi sentire in privato, quindi diciamo che spero per un periodo di garantire nuovamente una continuità ai nostri appuntamenti e alle nostre dirette. Bene, ma eccomi qui in attesa della vostra partecipazione, in attesa dei vostri commenti. Vi spiego come funziona la diretta alle Sibille, e cioè quella diretta con le Sibille insieme a me in mia compagnia. Normalmente chiedo, ed è mia abitudine fare così, chiedo il vostro nome e la vostra data di nascita. Questo è importante per stabilire una connessione a una scia energetica precisa, quindi escludere di andare a cogliere magari le risposte che riguardano qualcun altro. Consideriamo che la diretta è un momento in cui un gruppo di persone nello stesso momento, ma anche in seguito, e quindi in quello che è un po' un tempo in realtà non limitato dalla percezione sensoriale, quindi un tempo circolare, siamo già presenti molte persone, cioè tutte quelle che vedranno questa diretta nel tempo. Quindi anche se tra 100 anni questo video sparirà, ma 100 persone avranno visto la diretta, già in questo momento per assurdo è presente la frequenza di quelle persone. Quindi in questo momento, quando vi chiedo appunto di darmi gli estremi, il vostro nome e la vostra data di nascita, serve proprio a raggiungere la vostra scia energetica. Ovviamente un'altra cosa che richiedo al momento della diretta o comunque di qualsiasi colloquio anche privato è che facciate una domanda precisa. Per quanto riguarda i quadri generali e le situazioni così più ad ampio respiro, io nel privato uso e abbino l'astrologia, perché quella ci dà un po' la tendenza di quali sono i movimenti planetari che influenzeranno alcuni settori della vostra vita anche in base e in relazione agli aspetti del tema. Quindi so che magari qualcuno capirà, qualcuno un po' meno, però è un aspetto di astrologia dinamica che aiuta un pochettino a capire quali settori della nostra vita e quali situazioni potranno attivarsi a seguito appunto di questi transiti. Quindi così si guarda un qualcosa di generico e generale, ma alle Sibille bisogna fare domande mirate, precise. Quindi perché vi sto dicendo questo? Perché in questa occasione appunto dovremo sfruttare l'opportunità di avere una risposta a una questione, a una domanda in particolare. Se questa domanda riguarda una situazione per la quale è coinvolta una seconda persona, dovrete mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. È importante proprio per determinare anche qui la scia energetica e dare effettivamente una risposta quanto più precisa possibile. Benissimo, detto questo, ovviamente mentre aspetto che scrivano anche altre persone, intanto comincio a salutare Barbara, Silvia, Eloisa. Eloisa, io non so se sei nuova o sei un nome che io ho già sentito, perché molti anni fa ero in contatto con una signora che si chiama Eloisa. Se sei tu, ben ritrovata; se non sei tu, ben trovata. Comunque, saluto anche Sole. Mi raccomando, quindi scrivetemi la vostra domanda, cercherò questa sera di rispondere a un po' di persone. Ovviamente vi ricordo che vi aspetto anche nel colloquio privato. Sì, Eloisa dice sono io. Bene, sono contentissima perché ti ho pensato qualche tempo fa, mi sei tornata in mente, quindi c'è un motivo di sicuro, forse avrai ripensato anche tu a me, perché come spiego in alcuni dei miei video sul canale YouTube, quando si entra in relazione con una persona si crea comunque un collegamento che diventa anche telepatico, quindi spesso mi capita di ricordare delle persone così come se arrivassero un po' dal nulla o all'improvviso come pensieri, no, che captiamo, e sono messaggi che a qualche livello, in qualche modo si è creata, si è stabilita una connessione con quelle persone. Bene, allora,
Vediamo un po' di cominciare a rispondere. Intanto, per tutte le persone che ancora non mi conoscono, do un po' qualche indicazione su come trovare materiale che mi riguarda, oppure tutto quello che a qualche livello ho distribuito nel corso del tempo. Intanto, insieme al Marietto, o insieme con, come si userebbe in un italiano più elegante, insieme con il Marietto abbiamo nel tempo riempito di contenuti il nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Siamo partiti dalla radionica, abbiamo implementato anche con dispense che riguardano la cabala, l'esoterismo e un percorso di crescita personale con moltissimi esercizi anche basati su tecniche magico-difensive. Nel tempo abbiamo rilasciato diverse pubblicazioni in formato ebook che troverete sul Giardino dei Libri, loro hanno l'esclusiva per quanto riguarda gli ebook, mentre per il cartaceo nel tempo sono stati pubblicati 2 libri, quindi comunque trovate Introduzione alla magia radionica e Magia radionica della Madonna dei Ghirli, quindi nel tempo sono nate queste 2 pubblicazioni che approfondiscono i temi sia della radionica applicata alla ritualistica e sia quindi la ritualistica sulla base ermetico-cabalistica. Quindi detto questo, nel sito troverete nelle varie sezioni moltissimo materiale gratuito. Se desiderate comprendere di più quello che è stato spiegato nelle varie dispense, trovate nelle playlist dei nostri canali YouTube, quindi il canale YouTube mio si chiama Ildegarda, quello di Ildegarda, ancora la santità, io sono lontana, quindi non confondiamoci, mentre il Marietto Veneziano lo trovate come Marietto Veneziano e appunto se consultate le playlist dei nostri canali YouTube trovate sicuramente anche tantissime spiegazioni raccolte per argomento, quindi tanto il materiale che abbiamo divulgato e distribuito nel corso degli anni. In passato seguivamo anche alcuni gruppi di studio che poi piano piano abbiamo dovuto abbandonare, anche perché spesso e volentieri si creano poi le dinamiche di gruppo, nel virtuale non porta granché frutto. Abbiamo continuato a seguire delle persone individualmente perché alla fine la tradizione iniziatica prevede bocca-orecchio, quindi la trasmissione orale maestro-discepolo, non che io sia un maestro, attenzione, io ho fatto maestro-discepolo perché quando trasmetto è da questa direzione, cioè dall'esperienza, dagli studi, dalle mie iniziazioni a quelli che poi appunto seguono un percorso con me, quindi questo è. Bene, detto questo, veramente vi rispondo questa volta, ok? Cominciamo. Allora, vediamo un pochettino, mi raccomando, se siete chiamati o chiamate, scrivete subito presente, ci sono, così che effettivamente procedo a rispondervi, mentre se non arriva una risposta, perché magari vi siete arresi, siete andati altrove, passerò a un'altra domanda, quindi diciamo perdete il turno. Silvia, vediamo se ci sei. Silvia, 22 novembre del 72. Dimmi che ci sei. Silvia. Tanto saluto anche Ornella, Angie, Milena, Barbara, Lisa. Quindi, ok, Silvia ha scritto che c'è, benissimo. Quindi vediamo un pochino per Silvia, 22 novembre 72, come va l'amore con Stefano, quindi la questione sentimentale con Stefano. Vediamo un pochino, tanto qua, capellino. Allora, facciamo un po' largo perché ora abbasserò lo schermo, non vorrei sbattere con qualcosa. Vediamo un pochino per Silvia e Stefano. Allora, superbia giovane fanciulla, attenzione, fatemi rivedere le date. Ok, beh, effettivamente per quanto riguarda la differenza d'età, sicuramente sei la donna giovane. Chiaro che però la superbia può parlare di una rivalità, c'è da capire, o comunque ingigantisce le tue qualità, mettiamola così. Però vediamo un po' la stesa.
che non ci sia una rivalità magari con una sua figlia, perché attenzione, non è che la giovane fanciulla sistematicamente sia qualcuno di cui preoccuparsi, però accidenti. Ma senti un po', così domanda, quest'uomo, perché è duretta la situazione, non è che è proprio facilissima, Silvia. Dimmi un po' se quest'uomo arriva già da un'altra situazione, perché diciamo che nasce in un modo un po' difficile, con tanti sensi di colpa, tante preoccupazioni, difficoltà che hanno già portato una chiusura in passato, o comunque una rottura, un qualcosa di importante. Quindi qui si parla di un evento molto forte che in qualche modo riguarda storia già vissuta, perché comunque la prima riga parla sempre di eventi che si sono già conclusi. Però diciamo che sulle ceneri, sarebbe da dire, visto che qua c'è un gran fuoco, no, nella linea del passato, sulle ceneri di quanto accaduto è nato, è successo un qualcosa di positivo. Tuttavia adesso ci sono una serie di blocchi e di freni, quindi c'è da capire un po' questa situazione, perché sembra che ci siano delle interferenze da parte di una persona del passato e che molta della comunicazione e della comprensione che magari avete avuto fino ad ora si è un pochettino arenata, quindi c'è una situazione un po' particolare. Quindi per questo ti ho chiesto da che situazione arriva lui, perché ci sono indicazioni di una donna che potrebbe essere una moglie o una ex moglie, ma in ogni caso è una persona che a qualche livello fa da deterrente, frena parecchio. Nel prossimo periodo, infatti, già la situazione è quella che si vede nel presente. Passiamo anche da un passato difficile. Situazione del presente con un freno a mano causato da questa persona. Quindi momenti di frustrazione abbastanza significativi, che poi portano anche situazioni di distrazione. Cioè, a me sembra che comunque questa situazione veda l'arrivo di un'altra persona, quindi io non lo so quanto questo rapporto andrà avanti, Silvia, perché già adesso ci sono delle cose così. In futuro anche occasioni dove potreste stare insieme, potreste vedervi, in realtà non verranno sfruttate. Questi sono momenti di frustrazione, di dispiacere. E poi qui, guarda, entra un'altra persona con cui nascerà un qualcosina. Quindi a me sembra che per te arrivi un altro e che lui ripieghi sulla persona del passato. Quindi non lo so, Silvia, è un pochettino estenuante e quindi è più probabile che si faccia spazio poi un'altra persona per te, ok? Questo è quello che si vede al momento. In ogni caso, se lo desideri, possiamo sempre sentirci in privato, quindi il mio numero in sovrappressione, mi puoi sempre scrivere, casomai prenotiamo un colloquio e vediamo molto più approfonditamente. Benissimo, passiamo a un'altra domanda, vediamo un po'. Ok, allora Milena, mi raccomando, io quando vi chiamo vi chiedo di darmi subito conferma o nel più stretto tempo possibile, così eventualmente se non ci siete passo a un'altra domanda. Ok, Milena c'è, benissimo. Tra settembre e ottobre, quindi Milena chiede se tra settembre e ottobre la chiamano a lavorare presso il comune o lo Stato nelle scuole. 29 ottobre 71. Benissimo. Allora vediamo Milena se entro settembre-ottobre riceve questa chiamata. Quindi abbiamo anche un tempo. Allora, ascolta, il taglio annuncia un qualcosa. Intanto che c'è la presenza di un uomo
che evidentemente sta seguendo la tua situazione. Quindi la falsità, attenzione, potrebbe anche essere un uomo che attende un'occasione o l'occasione di occuparsi di te, ma occhio che a volte può essere anche le false promesse, cioè quelle cose che vengono dette e poi bisogna vedere. Tranne che chiaramente il Gran Signore è raramente una persona che poi è veramente negativa con noi, quindi sembra più un'occasione che porterà questa persona. Però tra settembre e ottobre io ho difficoltà a vedere una chiamata presso le cose che mi hai indicato, perché nell'esito non ho risposta positiva. Vediamo se però non succede altro nel frattempo. Quindi qua si vede nella prima riga, si vedono numerosi tentativi, aspettative, ma anche una prima chiamata, perché io ho già qualcosa nel passato, un qualcosa che comunque ha risposto parzialmente a quello che desideravi, ma si è concluso. Quindi la carta del vedovo quasi sicuramente ci racconta un'esperienza a tempo, i classici contratti a tempo, quindi però già qualcosa che ti ha portato qualche soddisfazione si è visto. Oggi tu sei in pensiero perché speri, aspetti delle risposte ed effettivamente ci sono delle possibilità. Quindi secondo me, anche se nell'esito abbiamo risposte negative, è perché potrebbe succedere qualcos'altro che in realtà magari avviene prima, perché intanto adesso attualmente la situazione prospetta delle buone cose, perché questa comunque è una carta di successo e di realizzazione. Quindi anche se magari la chiamata che ricevi a breve non è pienamente soddisfacente, quindi non corrisponde completamente alle tue aspettative e ai tuoi desideri, è comunque già foriera di qualche buona possibilità. Tra l'altro, nel prossimo periodo sembra anche che si creino delle buone opportunità, quindi già adesso si prospettano dei progetti o la possibilità di fare delle cose e poi guarda che sembra che l'occasione arrivi molto prima di settembre-ottobre, ok? Quindi o qua è semplicemente uno sviluppo, quindi da questo momento in avanti su alcune chance, tra cui anche la possibilità che tramite persone a te care, conosciute, a te note, un uomo in particolare di tua conoscenza, un uomo potrebbe essere più giovane o comunque un collega, quindi qualcuno con cui hai avuto già a che fare, effettivamente ti parla, quindi è una questione di incontrate, ti parla, quindi è in un rapporto di amicizia che ti comunica questa situazione e quindi grazie, no, all'intervento di questa persona evidentemente si crea un qualcosa, perché qui c'è, vedi, c'è a che fare proprio con le pubbliche amministrazioni. La carta del sacerdote questo riguarda anche i contratti, riguarda anche le stabilità. Quindi diciamo che c'è modo di metterti in contatto con qualcuno ed è possibile che si vengano già a creare delle situazioni. Però se ti chiamano, viste la natura dell'esito, in ogni caso non è a tempo indeterminato. Quindi è già un primo inizio, ma non è permanente ancora, ok? Bene, detto questo, passiamo a un'altra domanda. Vediamo di rispondere a un'altra persona. Mi raccomando sempre, vi chiedo, mi raccomando di darmi subito conferma della vostra presenza. Proviamo, rispondo a Barbara, vediamo se ci sei. Barbara, 9 febbraio del 79. Barbara, ci sei? Perfetto, ha risposto sì. Vediamo di rispondere. Ok, Barbara, ha scritto anche ci sono. Benissimo. Vediamo se farà una nuova conoscenza a livello sentimentale. Barbara, 9 febbraio del 79. Perfetto, vediamo un po' per Barbara. Oh.
Oh, allora, non una ma due. Vabbè. Allora, Barbara potrebbe essere un uomo molto benestante che lavora in proprio, quindi comunque il taglio annuncia almeno un uomo che possieda, raccolga queste due caratteristiche, oppure effettivamente potrebbe trattarsi di due persone. Quindi comunque già il taglio chiacchierone dice già qualcosa. Allora, allora Barbara, ascolta, nella linea del passato c'è stata una persona, ma che ti ha messo parecchio in difficoltà. Primo perché una persona che poco coerente, quindi magari diceva delle cose, se le rimangiava, aveva un'iniziativa, la metteva in discussione, sembrava nascondere delle cose e poi forse effettivamente, nonostante tutto, magari qualche flirt, qualche altra situazione l'ha tenuta per sé, quindi c'è qualcosa, c'è stato qualcosa in passato. Effettivamente in questo momento sembra che a te venga a mancare, no? Come se in fondo ti manca l'essere impegnata con qualcuno e quindi diciamo che è un momento in cui qualche possibilità, qualche occasione si viene a creare, però ascolta, se stai aspettando una persona che torni, che questa persona torni nella tua vita, può essere che questo accada, però come viene se ne va. Quindi è il ritorno di una meteora ed è probabilmente fra le prime cose che capiteranno nel prossimo futuro. Quindi ci sono sicuramente delle situazioni che oggi ti fanno ripensare, no, in fondo al desiderio di stare ancora in coppia, che non si trasformi in una nostalgia in realtà, perché qua c'è già la nostalgia, la malinconia e questo può anche essere poi indirizzato a qualcuno in particolare. Questo qualcuno potrebbe anche ritornare per un po', però guarda, poi si chiuderà di nuovo. Quindi la prima cosa che vedo è il ritorno di qualcuno che però non resterà. E poi c'è una nuova conoscenza. Effettivamente anche al taglio abbiamo visto il mercante, quindi comunque c'è questa figura, ma bisognerà capire un pochino qualcosa in più, perché l'artista spesso dà poche garanzie nell'interesse reale di questa persona, quindi se effettivamente si avvicina a quest'uomo, probabilmente se al taglio parlava di due persone, il mercante lo dovrai poi escludere, anche se probabilmente sarà quello che si farà avanti più facilmente. Quindi, ehm, però, vedi, il tipo di interesse che ha questa persona non sembra proprio duraturo anche qua. Ma ti annuncio che comunque sarai effettivamente nascerà un qualcosa, quindi bisogna capire un po' se la conoscenza con questo uomo avvenga piuttosto sul lavoro, quindi nel contesto lavorativo, e alla fine di questo rapporto lavorativo, oppure se effettivamente cambiato un qualcosa in quello che sono le tue circostanze personali, che possono riguardare il lavoro e contatti lavorativi, io vedo che effettivamente sboccia un qualcosa che, guarda, sono carte molto belle, per fortuna che ne ho girate altre 4 perché quest'esito non è che mi facesse tanto stare tranquilla, perché sembra un uomo che comunque ti racconta delle cose, un uomo che comunque ti vuole conquistare e effettivamente facendo bene i due conti sembra proprio che gli interessi abbastanza, quindi sarà una persona che comunque ti soppeserà, ti valuterà, però riguarda anche un incarico lavorativo e quindi secondo me in futuro, quando si concluderanno alcune condizioni che probabilmente saranno limitanti in quel momento, sboccerà un qualcosa, ma sarà un qualcosa di molto importante, perché queste sono carte di un amore importante.
ok? Quindi sì, arriverà. Non prestissimo però, perché la prima cosa che arriva, te l'ho detto, è quella persona che però è meglio se non ti ci affidi più di tanto, ok? Nel senso, torna e poi se ne rivà. Ed è dopo che comincia a muoversi qualcosa di più importante per te. Bene, cari amici, io vi ringrazio per aver partecipato questa sera. Martedì prossimo ci vedremo sempre qui su questi canali, ore 19, vi aspetto e soprattutto vi aspetto in privato. Se vi fa piacere trascorrere mezz'oretta di tempo in mia compagnia, sarò ben contenta di organizzare un colloquio ovviamente professionale. Come ho detto, integreremo astrologia e sibille per le domande mirate. Un caro abbraccio a tutti e vi aspetto alla prossima. Buon proseguimento di serata.